ha deixat Brauemonde, donc hem assi en guas de Luchou, che è conviat al meu amic Henri, che vam presentar il recetto de crustado de pumos. Donc, come ha dit, da quella preparazione di crustado, che abbiamo ingredienti, che abbiamo aglio, bute, uevos, pumos, aigo, sal e pepe. Henri che va mesclare 400 grammi di aglio, che va prendere drin d'aigo di 250 centilitri, che va mesclare giustamente a quella preparazione da pesdit, la massa, che abuse l'impregnazione dell'aigo nell'aglio. Quel pasto che è presto, che attende 10 minuti a riposare, avant de la tornare a lavorare dopo gli ingredienti. Donc, ora che la deuxième parte, ora che vanno mesclare le bute dopo l'aglio. Il segreto che la pasta sia uitata, che la consistenza della bolla di aglio e di bute sia la medisce, ni troppo much, ni troppo duro, dopo che tu utilizzi io, che trucca e burro e bute. Donc Henri a preparato il primo cop e portugueio dans un sens, che abbiamo visto qua. Allora che ha lavorato nell'altro senso. E ho petite nuance a quel portugueio che si è demorato 10 minuti da sposare, perché ho mesclato entre le bute e l'aglio. Donc è là e tira la pasta sulla tavola. E in guerra 10 minuti d'attento. Donc Henri che va a lavorare da recop la pasta, che vedete che tira la pasta di cada costata che sia un ligan omogeneo. E après che la va lasciare posare in guerra 10 minuti da recop, va dedicare i uevos e la costata di pomo, di sus. Donc che tira la pasta, la puoi buttare nelle mule, a tal che misurata puoi debattere e dessus della crostata. Donc a partir da quel momento, tutto che è presto, hai gli ingredienti che si va a riprocciare qua, che va a buttare un uovo senza, da per pincel, che pintra la pasta, in partendo delle spuse del bordo. Après che ho mesclato del pomo, che ho preparato avanti. Après che va buttare dentro la crostata, le pumos, che ha tirato la pette. E quando sono pumos biologici, ha possibilità di guardare la pette della pumo. Che vogliono fare il miele e che potete guardare tutte le cartelle dei pumos dalla pette. La cosa importante è che così avete buoni pumos, che siano maduros. Allora che va buttare dentro del sucro per dessus. E quando va cose la crostata, che il sucro che si va a trasformare in caramel, che va a avere uno o l'un, che potete avere sucro di cano, e che potete buttare dentro del mel, e pas mal qua. Anche come gioco, che potete avere la personalità della vostra crostata. Che va continuare a preparare, dopo il pincel, a buttare il uovo senza, che è stato mesclato, anche la personalizzazione. Henri, che è cosa dentro, lavora l'originalità. Lo so che demoro della pasta che potete preparare e continuare a buttare per dessus, per non lasciare perdere quella buona pasta, che va a avere l'originalità al pastel. Che ha buttato il rat alla punta del cutet, dopo nella cuisson tutto l'aigo che va a sortire per quel curat a po' di cose. Ora che è acabato il pastel, che va a la crostata nel forno per un'ora e quart di tempo a 120 gradi. Donc ora il nostro amico Enric ha sortito la crostata del forno, che si è esplabù e ora che la va a mangiare, da dentro del sucro del sus, che è ancora meglio per voi. E che per suo età, noi abbiamo buon appetito! Buon appetito!